Agrigento non solo il mare inquinamento permettendo e la Valle dei Templi, quanto invece il centro storico e tappa turistica, inchiesta del videogiornale Davide Saia. Se la Valle dei Templi ha reso famosa Agrigento nel mondo, lo stesso non si può dire per il centro storico, balzato all'onore della cronaca per degrado e crolli. Ma il cuore vecchio della città, seppur dimenticato da chi invece dovrebbe tutelarlo, continua ad essere attrattiva per il turismo. I visitatori, spaesati tra le arterie storiche della zona Duomo, riscontrano delle difficoltà logistiche legate a mancanza di servizi e di adeguate segnaletiche di riferimento. Sono sempre di più nel centro storico le strutture ricettive che operano attraverso la formula del bed and breakfast. E proprio ad un albergatore abbiamo chiesto l'appetibilità turistica della zona. Diciamo che il centro storico ha una rilevante importanza ad Agrigento, anche perché il turista viene appositamente per visitare proprio questa zona. E resta molto amareggiato quando trova già il Duomo chiuso, la cattedrale chiusa, resta amareggiato quando non trova neanche un piccolo bar per bere anche solo un bicchiere d'acqua. E poi vede anche un po' di molta sporcizia, e quando io consiglio a tutti i turisti di scendere verso Via Tenea e quindi percorrere tutte le viuzze, quando ritorna continua a dire che è molto dispiaciuto perché è un peccato, è molto bello, peccato che è abbandonato. Come potrebbe essere sfruttato in maniera migliore? Potrebbe essere sfruttato secondo me in un modo molto semplice. Intanto se ci sono dei fondi della Comunità Europea, sfruttarli, ma sfruttarli dando anche possibilità ai giovani di aprire delle piccole botteghe, di aprire dei piccoli negozietti per fare turismo. Io ho avuto la fortuna di viaggiare tantissimo nella mia vita, e anche nei posti più lontani, anche più piccoli, i negozietti fanno già turismo, fanno già commercio e portano lavoro. L'amministrazione quanto aiuta i privati? A me non aiuta per niente i privati, nel modo più assoluto. Anzi, cosa le posso dire? Non aiuta perché intanto qui non viene mai nessuno. Io vedo solo un via vai di turisti, continuo, dalla mattina alla sera, e spesso le devo dire, perché io la mattina e il pomeriggio sono qua, qualche turista mi bussa perché vuole andare in bagno. Io tranquillamente apro la mia porta e le offro pure dell'acqua, perché qui non c'è nessuno, si siedono trafelati, si buttano a terra perché qui proprio non c'è niente e nessuno che viene a vedere com'è la situazione, a parte il vescovo che è sempre vigile e presente. Il centro storico è un tesoro ancora da scoprire. Gli itinerari dovrebbero essere ridisegnati, annoverando tante realtà che andrebbero ad arricchire il patrimonio artistico e culturale di Agrigento. Esempio ne è il castello ex Carcere Vecchio, che si trova a 2 passi dalla cattedrale, una vecchia fortezza che domina dall'alto quasi tutto il comprensorio agrigentino e che presto tornerà fruibile. A parlarci di ciò è stato Marco Falzone, al quale in qualità di guida turistica abbiamo chiesto quanto il centro storico sia tappa di interesse per chi visita Agrigento. È turistico perché comunque è un centro storico che conserva una serie di monumenti di notevole spessore. Quindi è chiaro che il turista, dopo aver visitato la Valle dei Templi, decida di salire verso la Girgenti per visitarne viuzze, vicoli, strutture, chiese. Come potrebbe essere meglio organizzato? Quali sono le problematiche che il turista riscontra qui al centro storico? Allora, innanzitutto bisognerebbe pulire questa città una volta per tutte e poi cercare di diminuire l'impatto del degrado urbano. Mi riferisco ad antenne, parabole, condizionatori, quindi un impatto terribile. Migliorare la fruibilità dei luoghi, quindi regolarizzare anche gli orari di apertura e di chiusura dei monumenti, migliorare la segnaletica turistica, che è di fondamentale importanza. Devo dire che il distretto si sta occupando di questa problematica, e anche chiaramente dare dei servizi aggiuntivi. Mi riferisco a totem informativi, pannelli didascalici, e anche di fondamentale importanza sono anche i bagni pubblici. Ci sono comunque dei progetti in corso curati dal distretto, ma anche da associazioni culturali come l'associazione Non So Stare, che si sta occupando per esempio di ripristinare i luoghi del castello arabo, e l'associazione La Bemura, che si sta occupando dell'area compresa tra Piazza Ravanusella e la via Atenea.